Le nostre città devono essere trasformate perché devono diventare città belle, sicure, con qualità energetica degne di questo secolo, quindi con sprechi energetici portati a zero, con sistemi di trasporti smart che funzioni davvero e che inquini poco. Città in cui si possa vivere secondo la qualità della vita, secondo quella che tutti noi ci meritiamo. Il senatore veneziano Andrea Ferrazzi è il primo firmatario del disegno di legge sulla rigenerazione urbana. In molte città, infatti, si assiste da tempo da un lato ad una continua espansione senza limiti di consumo del suolo, dall'altro all'aumento di aree urbane dismesse, in stato di abbandono e degrado nelle periferie come nei centri storici. Negli anni ci sono stati progetti importanti come il piano città e il bando periferie, ma si è trattato di interventi privi di quel disegno complessivo che la nuova legge intende offrire. Finalmente un piano organico a livello nazionale che stabilisce un finanziamento annuo certo e consistente, un coinvolgimento pieno dei comuni, una centralità dei consigli comunali nella definizione dei piani, il fatto per esempio che una giunta non possa cambiare le scelte della giunta precedente perché magari ha altro colore politico, una tutela vera della qualità del tutto il patrimonio pubblico culturale artistico, ma la possibilità per esempio di rigenerare, quindi di rottamare le schifezze edilizie di cui le nostre città purtroppo sono piene. Negli ultimi decenni il Veneto non è stato immune da uno sviluppo urbanistico disordinato, che ora potrebbe essere rivisto, a partire da quanto si potrebbe realizzare nell'entroterra veneziano. Marghera è stata costruita secondo un piano urbanistico sensato, addirittura rispondeva al modello della città giardino del Novecento. Mestre invece non è per nulla, ci sono solamente 2 vie a Mestre che rispondono a un piano regolatore, tutto il resto purtroppo è stato costruito male. Negli ultimi 25 anni hanno visto dei grandi miglioramenti a Mestre, ma non è sufficiente, ora bisogna accelerare con grande determinazione in questa direzione.